questa fu una delle città effettivamente più gloriose per quanto riguarda un certo periodo artistico rivolto a generazioni degli anni passati che seppero davvero dare a Casale una sensazione forte, una motivazione a quelle che erano le avanguardie del momento, anche se non erano invenzioni nostre, ci si appropriava magari di culture altrui, che però devo dire venivano sviluppate, interpretate e adattate molto bene alla territorialità. Casale alla fine degli anni 50, quando a un certo punto in quei periodi vigeva ancora come forma di pensiero, prima dell'approdo del beat, la fine dell'esistenzialismo, c'erano dei personaggi che avevano posto delle basi che poi ovviamente nei lustri successivi furono continuate, furono riprese da altri, una forma di continuità non indifferente. Essere coerenti e logico nel discorso, io posso solo dire che a Casale ricordo di aver avuto molti amici che provenivano da paesi europei assolutamente più aperti di noi, più avanti, anzi da dove forse provenivano certe idee d'origine. Ritornando ai personaggi si trovano stupendamente in questa città, anzi si innamoravano di questa città. Taluni negli anni successivi poi vennero in Monferrato e comprarono casa, cioè proprio perché adottarono questa città come culla di un certo qual benessere, diciamo, spirituale che cosa succede con i personaggi di allora, adesso dei quali è retorico ripetere i nomi, che potrebbero essere sempre gli stessi, ma come possiamo dimenticare Zeta, Tromba, il Sore, cioè gente che a un certo punto dava, gente che lo Stato loro non riconobbe mai bene o male una pensione, secondo me ne avrebbero avuto diritto per ciò che hanno rappresentato, ciò che hanno dato, nel senso ironia, di costruttività artistica, di benessere anche culturale, se vogliamo, magari popolare, magari così. Non dico che si smisero gli ultimi calci al pallone, però nel 62, nel 63 tanti ragazzi come me che allora amavano il calcio, continuano ad amarlo, è una cosa che è stata messa in dimenticatoio, però diversamente furono catturati da ciò che a un certo punto furono gli avventi, le circostanze del momento. Possiamo parlare anche di Mori, di fenomenologia. Fu un momento nel quale tutti sappiamo che il fenomeno Beatles devastò proprio chiaramente quello che era il prima nel senso musicale, e ragazzi come me e altri ci persero ovviamente di tutto e di più, nel senso di quello che poteva essere l'entusiasmo, l'euforia, l'attenzione per questa cosa, non dimenticando completamente il pallone, per carità, però chiaramente ci fu una scossa e un fermento nuovo che evidentemente cancellò il prima, cioè generalizzando un certo prima che poteva andare nel conservare qualche cosa, se parliamo del riferito ovviamente al momento musicale di allora, in Italia inclusive intanto, che allora non era ancora poi quello che conosciamo tuttora, era un genuino che così amava cimentarsi nel rock and roll, che allora proveniva dall'oltreoceano e diversamente da quello che fu un nuovo devastante giustamente della musica beat, intesa ovviamente come beat in senso musicale, in senso letterale non è, perché se parliamo di musica beat
facciamo riferimento soprattutto all'Inghilterra, che parliamo di beat come letteratura, lo facciamo riferimento all'America, risaliamo addirittura qualche anno prima, alla metà degli anni 50, e parliamo di tutti quelli che conosciamo, ovviamente così. Gli apostoli della Big Generation, Giro, Anita, Ferraghetti, Gregorio Corso, questa fenomenologia chiaramente ebbe degli impulsi, generò delle metamorfosi anche nella nostra piccola città, dove ci fu proprio una matrice più che consolidata. Invece sì, il Casale divenne l'epicentro così, dei ragazzi che in quel periodo così, in un momento essere diversi, sentivano in senso di costume, in senso culturale per quello che può essere il valore del termine che possiamo dare alla circostanza, la voglia di venire in questa città dove i ragazzi erano tanti e tutto funzionava secondo me in un modo più che genuino, più che sociale, più che cordiale, più che... Casale effettivamente riuscì a stupire personaggi che provenivano da qualunque paese, ragazzi americani che giravano un costume, guarda, passavano qua, avevano un'indicazione a Casale, e allora il punto di incontro era Piazza Mazzini, sotto al cavallo, vernacolando. Niente, anche perché appunto i fautori, no? Antecedenti, quelli che furono i ragazzini beat del momento, erano gente che erano già abituata a vivere in un modo anarcoide, non assolutamente in senso politico, però in un modo con una loro socialità, ecco, molto creativa, molto bizzarra. Costoro furono, l'iter di transito sul quale in sottofondo una molto versatile edizione di pezzi che hanno controllato le colonne sonore di Tarantino, remixate con degli effetti particolari. Senti che suono che ne viene fuori. Questi sono pezzi presi da gruppi storici tipo Shadows o altri. Adesso per esempio, questo qua mi fa piacere che ci siano dei ragazzi, questo può anche citarlo, Poli poi deciderà ovviamente la regia se tenere o censurare questo piccolo appunto, no? Fanno parte della continuazione, pochi personaggi fanno parte della continuazione di quello che poteva essere un discorso di avventura liberalistica, di comunque magari conservare una posizione borghese da una parte, però dall'altra avanzare culturalmente, intellettualmente. Siete secondo me? Perché scusami, buonasera. che vuoi fare? Piacere da appartenere, no? Sapere che ci sono i ragazzi della sua età che custodiscono La sera sono venuta con voi fino alle 5, ho dormito un'ora. quella che può essere stata una certa nostra tradizione, ovviamente parlando di campo artistico, che va dalla letteratura alla musica. Loro conoscono i pezzi dei Beatles forse meglio di me, ne conoscono tutti i testi, con l'inglese hanno messo a punto, sanno magari prendere ad esempio la nota live, conoscono in letteratura chi abbiamo già citato prima. Qua siamo poi nel centro, qua le persone non perdono le buone abitudini, quella del caffè al mattino, quella del drink alla sera, la canzone, un po' di musica, un po' di rock, non perdiamo le buone abitudini, però in realtà appunto la situazione odierna non è molto diversa da quella di tutto il resto del pianeta, quindi siamo nostalgici di epoche, nel mio caso, che non abbiamo conosciuto e siamo in attesa di
forse è un momento migliore. Per il momento parliamo, beviamo. Quello che io ho sempre pensato è che comunque per fare un'analisi di giornalismo anche nella maniera corretta, ma quella della vita di tutti i giorni, che non è quella degli attentati, le tragedie, bisogna fare un'analisi più, non dei bassi fondi, però della vita delle persone normali in sostanza. E quindi mi viene in mente sempre l'esempio di Pasolini, che era un grande intellettuale che aveva a che fare tutti i giorni con le grandi menti, quelli che avevano il problema del portafogli, non avevano il problema della terza settimana del mese e via dicendo. Però a lui appunto frequentava queste persone e frequentava allo stesso modo i bassi fondi, tra virgolette, cioè le persone che la sera uscivano e si ubriacavano di rum e che avevano il problema veramente della terza settimana. E quindi l'intervento giusto del giornalismo, se si vuole raccontare la vita vera, va al di fuori di quelli che sono i canoni normali della nobiltà e anche dell'alta borghesia alla quale di solito i giornalisti fanno parte. Il negozio in linea d'aria era circa 100 metri più avanti, lo indico col dito, e lo rilevammo da un grande musicista, professor Martinò, quando con un socio all'epoca, si parla dei fine anni 70, trattammo la permuta del negozio, il nostro inserimento. Questo signore, già forse novantenne o circa, no? Questo signore, che era un grande contrabbassista, un grande conoscitore di musica classica, io ricordo che nel rivolgergli la parola, nell'inserire il dialogo con lui, bisognava attendere che lui contasse col piede le battute, finisse la sua parte, sia quella scritta, compendiente anche il silenzio, però, non sconvolti, però senz'altro sorpresi di vedere questo signore che con un cenno degli occhi ti faceva capire che in quel momento era impegnato a contare le battute che prevedevano e prevenivano il suo inserimento. Diversamente questo localaccio, ecco, fu anche messa di un altro grande musicista casalese, che fu diversamente il professor Melotti. Melotti addirittura al liutaio, faceva le chitarre, il busto, vendeva, ovviamente con tutte le altre trasportature musicali dell'epoca, eccetera, vendeva grammofoni. Questo locale nacque, per quanto è mia memoria, come negozio di musica primi 60, cioè anzi prima, chiedo scusa, penso primi 50, dal signor Melotti, e proseguì così fino a circa metà degli anni o fine anni 70, comunque durò un ventennio. Diversamente, dopo divenne una grande sartoria col signor Terrera, un grande sarto, poi fu rilevato dalla figlia, sempre rimanendo nel campo, però lo trasferì ad abbigliamento per sposa per i tempi del torneo Caligaris. Ti ricordi del torneo Caligaris, che era un torneo calcistico? Era il secondo senz'altro in Italia e comunque anche a livello europeo, ma a livello internazionale aveva un seguito non indifferente. Stupenda la sfilata iniziale, la sfilata che precludeva l'inizio del torneo, con tutte queste squadre. Nei momenti di maggior audio erano una quindicina, adesso non ricordo, più di 10 senz'altro le squadre partecipanti, provenienti da tutta Europa, e c'era questa grande sfilata, sembrava una tavola bandita festa, però se dovessimo fare
una metafora, no? Via Roma era l'epicentro con tutte le bande che venivano portate anche dai paesi limitrofi, le bande dei paesi stranieri che partecipavano, perché non c'erano solo squadre italiane come appunto detto prima, ed erano belle le illuminazioni. Una piccola gogliardata che devo raccontarti, che quando quel manipolo di persone che a una certa ora si trovava a vagare per questa città proveniente dai vari bar e robe del genere, individuò il bottone praticamente, o il pulsante che dava origine, che praticamente accendeva e al quale si accendeva con una piccola scaletta, ed era dalle parti di un bar, vabbè, posso dire dell'Everest. Avveniva praticamente che verso le 2 di notte veniva acceso trasgressivamente, splendidamente questo pulsante, via Roma veniva illuminata con i festoni del caso e la sfilata veniva fatta da queste bande di ragazzacci, tra i quali ovviamente, va bene, non lo nego, c'era anche il sottoscritto e lì c'era di più e era come la chiave d'oro del Carnevale di Brasile. La Juve, che aveva metà prima squadra, che fece la finale col Toro, c'era Castano, c'erano già militanti in prima squadra che però avevano diritto d'accesso, adesso non ricordo con quale forma. Casale fino a una trentina di anni fa era una città che in qualunque ora del giorno e della notte tu trovi qualcosa in centro, nelle colline circostanti. Tu volevi andare a mangiare un panino o un piatto dei gnolotti, a qualunque ora del giorno e della notte trovi o la baracca vicino al Po dove c'era il volontario, ma non parliamo, lasciamoci così, lasciamoci con il ricordo di essere gente. No, dico, Casale, ti amo, però in questo momento non ti voglio bene. Ciao. Sì, ma ciao. Su cosa devo chiudere? Dico buonanotte a tutti. Diamo una buonanotte a tutti da Armata Birata questa sera. Tornate presto a trovarci. Buon documentario. Delfino,